prima in classifica del girone D della Serie D femminile veneta è il Bellelli Engineering Volley, la società di Lendinara in provincia di Rovigo. La rosa del Bellelli Engineering è cambiata molto, avendo disputato l'anno scorso il campionato di prima divisione. Sono arrivate delle nuove atlete e il gruppo si è amalgamato da subito, infatti abbiamo affrontato le partite con entusiasmo e risultati dall'inizio del campionato, e la posizione in classifica sottolinea insomma questo aspetto di buona riuscita dell'aggregazione insomma del gruppo. Siamo molto contenti di questo, e anche il coach e la società insomma tutti insieme stiamo creando veramente qualcosa di positivo. La vetta della classifica non era l'obiettivo dichiarato ad inizio campionato per la società polesana. Come neopromossi sicuramente non speravamo di essere a questo punto del campionato in classifica messi così, però l'entusiasmo, poi le ragazze stanno lavorando moltissimo, quindi ci troviamo lì e speriamo di continuare. In realtà l'atleta più giovane della Serie D non nasconde le grandi ambizioni della sua squadra. Abbiamo sempre puntato in alto e adesso le cose stanno andando molto bene, anche se comunque abbiamo perso delle partite, però comunque stiamo continuando a lavorare sodo e speriamo comunque di raggiungere l'obiettivo. Se il campionato dovesse terminare così, il Bellelli Engineering sarebbe nuovamente promosso. Il tecnico Visentini inizia già a pensarci. Quest'anno l'organico è già buono, in prospettiva per l'anno prossimo sicuramente se riusciremo ad arrivare in Serie C ci sarà bisogno di qualche rinforzo. Una nota sicuramente lieta è che a Lendinara, già in Serie D, si arriva spesso a riempire gli spalti del Palasport grazie alla grande notorietà della squadra sul territorio. È vero che abbiamo molto pubblico che ci segue e la cosa è iniziata già dall'anno scorso, si è sviluppato un buon seguito qui a Lendinara per lo sport della pallavolo, cosa che ci dà molta soddisfazione e moltissima carica, perché quando giochiamo in casa abbiamo sicuramente un valore aggiunto che è la presenza e l'incitamento del nostro pubblico. La polisportiva città di Lendinara congloba molti sport. Per quanto riguarda la pallavolo, questi sono i numeri. Siamo circa 120 tesserati, compresi dal giovanile alla prima squadra. Partecipiamo a 9 campionati, la nostra punta diamante è la Serie D, abbiamo 2 squadre maschili. E praticamente il settore mini volley abbiamo circa 40 ragazzine. E da quest'anno abbiamo aperto anche il settore maschile anche per quanto riguarda il mini volley. La verità è che Lendinara sta tentando di scalare le categorie per professionalizzare la pallavolo in paese. È una società che ha fatto della sua storia un po' diciamo un'attività prettamente sotto il profilo parrocchiale del gioco un po' per tutti. La proiezione futura è quello di continuare in questo progetto. Però la pallavolo per tutti, con tanti numeri, si riesce anche poi a ottenere qualche risultato. Siamo andati in una situazione, in una realtà regionale, questo a noi ci serve come stimolo per tutti i ragazzini e le ragazzine per poter far meglio anche proiettati nel nostro futuro. Ed infine ecco qual è il patto stretto fra la Bellelli Engineering, main sponsor della società, ed i dirigenti stessi. Noi abbiamo detto ai dirigenti in tono scherzoso di non presentarsi da noi se non hanno vinto il campionato, ovviamente in tono scherzoso, però ci piacerebbe effettivamente arrivare in alto e poi se c'è la possibilità, perché no, chi lo sa, fare qualche salto di categoria ci pensiamo.